Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, ha eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti, uno dei quali già condannato in via definitiva per l'appartenenza alla compagine mafiosa denominata Stigia, ritenuti responsabili del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Agrigento e dal commissariato di Canicattì sono iniziate ad aprile dello scorso anno in seguito al danneggiamento seguito da incendio che ha interessato la saracinesca di un magazzino nel territorio canicattinese. L'attività investigativa ha permesso di ipotizzare che gli arrestati, al fine di preservare gli interessi economici ed imprenditoriali del titolare di un'autofficina, anche gli arrestato, avrebbero costretto la vittima dell'estorsione a non concedere in locazione un magazzino di sua proprietà ad un soggetto che, adibendolo ad officina meccanica, avrebbe potuto rappresentare fonte di concorrenza per il predetto titolare dell'officina già aperta in zona. I 3 con fare minaccioso si sarebbero recati presso l'abitazione della vittima, mentre il condannato per l'appartenenza alla Stigia avrebbe proferito frasi minatorie all'indirizzo della stessa, rimarcando la sua appartenenza all'associazione mafiosa, peraltro nota alla stessa vittima, e ricordandole che in quella zona comandava lui. Le indagini si sono avvalse anche del contributo dichiarativo fornito dalla vittima e dai suoi congiunti, che hanno raccontato alla Polizia di Stato la spedizione messa in atto con spregiudicatezza dai 3 arrestati poche settimane prima del danneggiamento, opponendosi così al pervasivo sistema di controllo del territorio esercitato dalla compagine mafiosa in quella zona del territorio canicattinese. L'odierno provvedimento, emesso dal GIP di Palermo, si basa su gravi indizi di colpevolezza e su un quadro indiziario emerso nel corso delle indagini, significando che le piene responsabilità penali per i fatti indicati saranno comunque accertati in sede di giudizio.